L'esperienza religiosa e umana del gruppo giovanile diocesano agrigentino di Azione Cattolica durante gli anni 60, anni della contestazione, raccontata in un libro di Damiano Zambito dal titolo Quando non c'era Papa Francesco, storia di un'esperienza religiosa in terra di Sicilia. Racconta l'entusiasmo di questi giovani per avere ritrovato lo spazio per le loro esperienze giovanili vissute nella scuola della contestazione e la loro fede che nell'esperienza parrocchiale sembrava un accessorio, che invece è diventata importante, fondamentale per la loro vita. Perché la scelta di questo titolo? Perché quando non c'era Papa Francesco ci poteva essere qualcuno che diceva voi amate i poveri, vi battete troppo per i poveri, nominate troppo la redenzione dei poveri, siete comunisti. E molti ci credevano, tra questi c'era anche il vescovo di allora. Adesso questa stessa cosa la dicono a Papa Francesco e Papa Francesco risponde: ma io non sono comunista, amo semplicemente i poveri. E se noi adesso dicessimo le stesse cose ci crederebbe qualcuno di più. Ad introdurre i lavori di presentazione dell'opera Salvatore La Barbiera, militante di Azione Cattolica durante gli anni della contestazione. L'esperienza vissuta in quel tempo è stata un'esperienza di avanguardia immediatamente dopo il concilio, che poi, per mille ragioni che sono spiegate anche nel libro, è stata sospesa, quasi interrotta. Non c'è stata una continuazione diretta e immediata di quell'esperienza. Penso che probabilmente un'esperienza del genere oggi potrebbe essere ripresa sotto Papa Bergoglio, che sicuramente ha aperto orizzonti e prospettive autenticamente conciliari che allora invece fatalmente ebbero a chiudersi.